Lunedì 23 giugno, buongiorno e ben ritrovati, sono le 12:57 secondi e siamo come sempre in vostra compagnia per raccontarvi i fatti principali della giornata. Abbiamo davvero molta cronaca di cui darvi conto. Prima però, come ogni lunedì, il sondaggio di oggi relativo alle tensioni, alle segnalazioni di spaccio, alle risse nei pressi dell'ex caserma Serena tra Treviso e Casier. Torna l'allarme sicurezza, si riaccende il dibattito a 10 anni dall'insediamento del centro d'accoglienza. C'è chi, come il sindaco Conte, torna a chiederne la chiusura. Dall'opposizione molti sottolineano come al governo ci sia proprio il centrodestra che poco farebbe sul fronte dell'accoglienza. Il dibattito dunque resta aperto, il quesito lo vedete, tensioni tra migranti, la caserma Serena va chiusa. 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, 0422 1626 690 se la vostra risposta è no. L'esito questa sera nel corso di Ring, vi ricordo che la chiamata è gratuita. Allora, la cronaca in primo piano ci porta a San Michele al Tagliamento per un grave incendio scoppiato questa mattina. Le fiamme sono divampate da un camion, ma ben presto hanno raggiunto anche un ristorante. Allora vediamo qual è la situazione con il nostro Federico De Ross. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovata. Ci troviamo nel comune veneziano di San Michele al Tagliamento perché questa mattina intorno alle 8:10 c'è stato un grave incidente che ha colpito il ristorante alla vecchia fattoria. Secondo le primissime informazioni che abbiamo ricevuto arrivando sul posto, l'incendio, il rogo sarebbe partito proprio da questo camion che si trova di fronte a noi, che arrivava proprio da Lignano, e a un certo punto si è trovato l'autista con le fiamme davanti al motore, perciò ha frenato subito la corsa e si è fermato proprio in questo punto che sta inquadrando Michele Zanette, che ringraziamo. È corso fuori, fortunatamente le fiamme non l'hanno coinvolto, però le fiamme si sono propagate in maniera molto veloce all'interno della struttura e i danni sono veramente significativi. Questa mattina abbiamo tra l'altro sentito anche il figlio dei titolari che ci ha raccontato che è stato svegliato di soprassalto questa mattina proprio da sua mamma, perché i titolari vivono proprio al piano superiore del ristorante alla vecchia fattoria, perciò parliamo anche di una tragedia sfiorata, perché qualora la mamma non avesse sentito questo forte odore di fumo alle 8:10 sicuramente staremo raccontando una tragedia veramente significativa. Intorno alle 8:30 poi si è attivata una macchina dei soccorsi veramente importante. Numerose sono state le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre, Portogruaro, San Donà e Latisana con 3 autopompe, 2 autobotti, autoscale che sono state messe anche a disposizione dai comuni di Pordenone e Udine. Sul posto ovviamente anche i carabinieri per accertare, effettivamente fare tutti i rilievi del caso. Abbiamo visto qualche istante fa che è arrivata anche un'ambulanza perché ci hanno segnalato che una persona si sarebbe sentita male. In questo momento i vigili del fuoco sono ancora al lavoro, stanno cercando di operare, di spegnere effettivamente i piccoli residui che ci sono ancora di fuoco. Vediamo anche alcuni vigili del fuoco che stanno operando sul tetto, li abbiamo visti prima con la flex per tagliare anche la grondaia e altri pezzi del tetto perché sono pericolanti. Infatti ci hanno consigliato di non avvicinarci troppo perché potrebbe effettivamente cadere qualcosa dal tetto da un momento all'altro. Perciò quanto vi stiamo raccontando è che questo camion in corsa ha preso effettivamente fuoco e poi le fiamme si sono propagate all'interno della struttura. Ovviamente i titolari distrutti, abbiamo sentito solamente il figlio, la mamma disperata, però è stata anche colei che ha evitato effettivamente
questa tragedia. Per il momento da San Michele al tagliamento è tutto, a te in studio. Grazie davvero Federico, grazie anche a Michele Zanette per queste immagini davvero impressionanti di quanto accaduto a San Michele al Tagliamento questa mattina. Continuiamo con la cronaca, con un grave incidente accaduto ieri sera intorno alle 21 a Roccapietore, siamo in provincia di Belluno, dove un ragazzo è uscito di strada in sella alla sua motocicletta ed è finito nell'acqua di un torrente. La chiamata arrivata al 118 che segnalava appunto una persona in evidente difficoltà, dalle poche parole intuite insomma si è capito dove fosse il ragazzo. Sono stati inviati l'elicottero del SUENDI Pieve di Cadore, un'ambulanza e il soccorso alpino della Val Pettorina, sopraggiunto con un primo soccorritore che si trovava nelle vicinanze, da una squadra con tutta l'attrezzatura per un eventuale recupero da terra, scendendo da Malgalaste verso Pian della Leda e ad un tornante di Roccapietore era andato dritto, ruzzolando lungo il versante, appunto finendo poi nell'acqua del torrente. L'ambulanza ha lasciato il personale tecnico e sanitario che hanno prestato le prime cure al giovane, assistito dal padre e da un'altra persona. Il giovane si trova in gravi condizioni all'ospedale di Trento. E sempre ieri sera, intorno alle 23:30, siamo nel Trevigiano, nel territorio di Montebelluna. Un'auto ha preso fuoco sul cavalcavia lungo la regionale Feltrina. A bordo un'intera famiglia che è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero la vettura. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo in pochi minuti, presenti anche i carabinieri per i rilievi. Tragedia della montagna nel fine settimana, un 64enne di San Pietro in Gue è morto durante una scalata sulle Pale di San Martino. La vittima era un climber molto esperto. È precipitato sotto gli occhi del figlio che insieme ad un altro compagno di cordata ha trattenuto per ore la fune a cui erano agganciati fino all'arrivo dei soccorsi. Per Giuseppe Tararan, 64enne residente a San Pietro in Guma, originario di Sandrigo nel Vicentino, non c'è stato nulla da fare. Climber esperto stava arrampicando da primo di cordata su cima dei Lastei, sulle Pale di San Martino. All'improvviso ha perso l'appiglio ed è caduto, rimanendo appeso alla corda senza rispondere ai compagni, che sono riusciti però a dare l'allarme al 112. L'elicottero del soccorso alpino di Primiero è riuscito ad avvicinarsi alla parete nonostante il meteo difficile. I soccorritori hanno risalito il canalone nonostante pioggia e ghiaccio e nebbia che avvolgeva la montagna. Al figlio Alessandro, che era con lui, Tararan aveva trasmesso la passione per la roccia. Non era un'impresa estrema quella che stava affrontando e i suoi compagni di escursione non sanno spiegarsi cosa sia successo. Il 64enne respirava ancora quando è stato raggiunto dai soccorritori, ma le sue condizioni erano gravissime ed è spirato poco dopo, prima dell'arrivo dell'elisoccorso, che era riuscito a raggiungere il luogo dato il miglioramento del meteo e a riportare così la salma a valle. La comunità di San Pietro in Gue è profondamente colpita da questa tragedia. Il 64enne era molto conosciuto e attivo in paese, dove animava parecchie iniziative. Il sindaco Paolo Polati lo ricorda così. Siamo sconvolti per la notizia della perdita del caro amico nonché cittadino Giuseppe Tararan, per la tragica scomparsa. Giuseppe era una persona fantastica, generosa, che aveva dato tanto al nostro paese con la sua passione per la montagna. In questa palestra possiamo vedere la parete di roccia che animava con il gruppo Amici per la Montagna, ma non solo. Giuseppe collaborava per le iniziative di animazione, soprattutto nel periodo invernale. Un grande ringraziamento per quanto ha dato al nostro paese e mi stringo forte con un abbraccio alla famiglia. Giuseppe Tararan era uno scalatore esperto e grande conoscitore della montagna. Nel 1996 aveva scalato il Chapicalchi in Perù e nel 2005 sul Pic Lenin, un 7000 della catena del Pamir. La procura ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari, che ora dovranno fissare la data dei funerali.
Continuano le proteste di comitati e associazioni contro le nozze di Jeff Bezos a Venezia. Stamattina è stato esposto un enorme striscione in piazza San Marco. Intanto la festa alla Misericordia è stata spostata all'Arsenale. Facciamo il punto in diretta con Sandro Ponchio e il nostro Filippo Fois. Buongiorno Filippo e buongiorno alla tua ospite. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. La mia ospite ve la presento subito, è Stella Faie, che è del comitato No Space for Bezos, che è un gioco di parole, no space, cioè nessuno spazio per Bezos. C'è un riferimento anche alla sua attività, diciamo, fuori con i razzi che sono stati sparati recentemente. Dunque, come hai già annunciato tu, c'è stata una nuova protesta questa mattina in piazza San Marco, uno striscione di grandi proporzioni, è stato srotolato di fronte alla Basilica. Cosa c'era scritto? C'era scritto appunto if you can rent the whole city of Venice you can afford to pay more taxes, che vuol dire se puoi permetterti di prendere in affitto Venezia puoi permetterti allora di pagare più tasse. È un riferimento al fatto che Jeff Bezos, come moltissimi miliardari di tutto il mondo, siano famosi, celebri per non pagare le tasse appunto proporzionatamente ai loro guadagni. Tra l'altro non è un'iniziativa di No Space for Bezos, perché di due altre associazioni, una è molto famosa, è Greenpeace, l'altra è Everybody Hates Elon, che significa tutti odiano Elon Musk. Sono credo inglesi, credo che abbiano sede a Londra, adesso poi vedremo un pochino, per cui non c'entra con voi. Voi però comunque fate parte di questo comitato che avrebbe voluto manifestare soprattutto nell'ultimo giorno di festeggiamenti, nella festa che si sarebbe dovuta tenere alla Misericordia. Adesso a quanto pare questa festa è stata spostata per motivi di sicurezza all'Arsenale. Assolutamente, è stato annunciato oggi che ci sarà questo spostamento. Per noi, per No Space for Bezos, questa è un'enorme vittoria, perché appunto la protesta, l'organizzazione di cittadini e cittadine è riuscita a far cambiare i piani dell'uomo, il terzo uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più potenti della terra, che è stato costretto a spostare le sue celebrazioni in un altro posto, tra l'altro appunto molto meno centrale rispetto a appunto la Misericordia che era stata scelta. Appunto ha dovuto cambiare tutti i suoi piani, stavano venendo già allestiti, venivano fatti già gli allestimenti alla Misericordia, ha dovuto spostare tutto quanto. Tra l'altro dobbiamo dire che domani ci sarà l'incontro in prefettura, ci sarà un vertice proprio per gestire la sicurezza in questa 3 giorni molto intensa, dove dà preoccupazione anche il nuovo scenario internazionale con il bombardamento dei siti nucleari in Iran. Ricordiamo che tra gli invitati, oltre ad alcuni tra gli altri uomini più ricchi del mondo come Elon Musk e Bill Gates, ci saranno almeno 2 figli di Donald Trump, Ivanka e Don Jr., che è quello che aveva avuto quei problemi durante una battuta di caccia a Campagna Lupia, se vi ricordate. Un'ultima cosa volevo chiedere, Stella. Jeff Bezos ha fatto sapere che staccherà un po' di assegni qui a Venezia. Uno va a Corila, che è un coordinamento tra Ca' Foscari, lo UAV, il CNR, l'Istituto Nazionale di Oceanografia, si parla quindi di tutela della laguna. Un altro andrà, e qua saremo attorno al €1.000.000, un altro andrà agli uffici UNESCO di Venezia, un altro ancora al Venice International University nell'isola di San Servolo, che è un'università internazionale. Cosa pensate di queste donazioni? Allora, pensiamo che intanto le stia utilizzando per pulirsi la faccia. Sappiamo appunto è un po' come si dice contraddittorio, considerando che appunto Amazon è una delle aziende più inquinanti, e poi fai una donazione di €1.000.000, che per carità sono tanti soldi, ma rispetto a il suo patrimonio è un non nulla. Fai una donazione a un ente che dovrebbe proteggere la laguna, tra l'altro un ente che invece sappiamo essere implicato con tutte appunto con le infrastrutture del Mose, che sappiamo perfettamente che non protegge veramente la laguna, che sarà presto obsoleto per quanto riguarda l'innalzamento del livello dei mari dovuto al cambiamento climatico, e che sostanzialmente soffocherà la nostra laguna. Quindi ecco, non sappiamo bene che cosa farcene di questi soldi.
Ecco, tra l'altro bisogna dire, in chiusura di collegamento, parliamo un pochino di cifre, perché Jeff Bezos sostanzialmente per questi 3 giorni, le prime stime parlavano di 22 milioni di euro, c'è chi si è spinto che ne spenderà addirittura 30, che comunque non sono tantissimi, visto che il suo patrimonio personale supera i 220 miliardi di dollari. Con questo direi che per ora è tutto, noi ringraziamo Stella Fai e restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero Filippo, grazie davvero anche alla tua ospite, insomma da qui al momento delle nozze vedremo quello che succederà in Laguna. Adesso ci spostiamo a Vicenza con una vicenda davvero incredibile. È apparso un cartello fuori dalla vetrina di un negozio, il cartello dice chiuso per paura. Il negozio è quello di Margherita Parolin, il suo aggressore che l'aveva minacciata era stato mandato al centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Isonzo per essere espulso, invece è tornato a Vicenza. Adesso la commerciante ha proprio chiuso il negozio per paura. Sul posto sono andati Carlo Alberto Inghilleri ed Andrea Benetti che ci raccontano esattamente quanto accaduto. Ascoltiamo. Chiuso per paura, non per ferie, non per scelta, ma perché lavorare così è diventato impossibile. È il cartello che Margherita Parolin, la titolare di questo negozio, ha fisso sulle vetrine della sua bottega. Questo perché non sempre per la vittima e per il suo aggressore c'è spazio nella stessa città. Così Margherita Parolin ha deciso di abbassare le saracinesche del suo negozio. Questa è una storia che inizia sabato 31 maggio. E allora che un senzatetto magrebino distrugge l'allestimento esterno della bottega e costringe Margherita Parolin a barricarsi nel suo negozio per sfuggire alla violenza dello straniero che si scaglia contro di lei. L'immigrato viene immediatamente intercettato dalle forze dell'ordine, per lui il questore firma il Daspo Willy che impedisce allo straniero l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici e locali che si trovano in centro storico a Vicenza. Però per Margherita Parolin vederlo passare per queste vie, per queste strade è davvero angosciante, finché giovedì scorso, ci racconta, torna a vivere. Sì, perché apprende che l'immigrato in quanto irregolare è stato spedito al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Isonzo. Poi, questo fine settimana, il colpo di scena. L'aggressore che l'aveva minacciata ricompare improvvisamente in città. A quanto pare avrebbe un certificato medico da cui risulta che soffrirebbe di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. Per Margherita Parolin, come potete immaginare, è uno shock e decide di chiudere. Prima di abbassare le saracinesche però ci manda questo videomessaggio che vi proponiamo, in cui dice: è una vergogna. È una vergogna, io voglio protestare, oggi ho deciso di chiudere il negozio perché ho paura, ma non solo per questo, perché voglio mandare un segnale molto chiaro. Le leggi oggi, la società è cambiata, l'immigrazione è cambiata. Stiamo vivendo un momento epocale completamente diverso dagli anni passati e quindi chiedo che ci siano delle leggi molto chiare, precise e severe. Se sei un delinquente che ruba, spaccia o se sei aggressivo e violento, deve esserci una legge fuori subito, te ne vai subito. Avete sentito? Deve esserci una legge per tutelare i cittadini, lo dice chiaro e tondo Margherita Parolin. Sullo sbandato pende comunque un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. A quel punto, se sarà ancora in Italia, l'iter per rimpatriarlo potrà riprendere. Certo, un sistema fatto così, come potete ben capire, scarica tutti i problemi sulla città e sui cittadini. Noi ovviamente vi terremo aggiornati e vi racconteremo come andrà a finire. E questa dunque è la situazione che ha davvero dell'incredibile, come vi avevo annunciato. Andiamo avanti, la Polizia di Venezia in un'indagine coordinata dalla Procura è riuscita a recuperare la somma di 150.000 euro che era stata estorta con l'inganno da un'organizzazione criminale ad una società vicentina con una frode informatica nota come Business Email Compromise. I truffatori, dopo essersi inseriti illecitamente nelle comunicazioni
tra due aziende legate da un rapporto commerciale sono riusciti a modificare le coordinate bancarie inizialmente comunicate e a far effettuare alla vittima un bonifico su un IBAN diverso, facendolo apparire come quello del reale fornitore. A fuoco ci spostiamo, usciamo per un attimo dai confini veneti, andiamo a Trieste con un incendio che ha interessato un appartamento. Sul posto pompieri, polizia locale e polizia di Stato, denunciato il proprietario dell'abitazione, ma le indagini proseguono perché il rogo avrebbe origine dolosa. È stato rintracciato nella notte, interrogato dalla polizia, l'uomo di nazionalità italiana che ieri sera avrebbe appiccato l'incendio nel proprio appartamento in una palazzina di via Rossetti al Civico 15. Il soggetto, un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Momenti di terrore ieri sera dopo le 22:30, quando hanno cominciato a divampare le fiamme, sprigionatesi dal secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala per spegnere il rogo. Per permettere le operazioni, tutti gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso la strada. Secondo quanto appreso, come detto, sarebbe stato lo stesso proprietario dell'appartamento ad appiccare l'incendio. Poi l'uomo è fuggito dalla palazzina e poco dopo ha chiamato la polizia raccontando tutto. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e gli agenti si sono messi alla ricerca del 45enne, rintracciato alcune ore dopo e interrogato. Il proprietario dell'appartamento incendiato ha raccontato la sua versione alla polizia, che lo ha denunciato. Le indagini però proseguono, ancora al vaglio la posizione del 45enne. Andiamo a Trevignano, a Falzè di Trevignano per l'esattezza, perché alcuni giovanissimi vandali hanno preso di mira il capitello del paese. Chiaramente cresce l'indignazione mentre è caccia al gruppetto. Saluto Cristian Arboit con Simone Merlo e con loro il sindaco di Trevignano Bonesso. Buongiorno Cristian. Buongiorno a te Francesca, hai detto correttamente, è caccia a questi vandali, pare giovanissimi, questo stando ad alcune testimonianze che hanno colpito nella notte tra sabato e domenica qui in via Cornarotta. Siamo nella frazione di Falzè, in mezzo ai campi, siamo in aperta campagna, ma questo è un vero e proprio monumento, non è solo un capitello, perché ricorda una pagina importante di storia dei luoghi. Era il 1945, ricorda un rastrellamento, il tentativo di una rappresaglia tedesca nazista nei confronti di un gruppo di abitanti di Trevignano, rappresaglia alla quale si oppose il parroco dell'epoca, don Floriano Mazzarolo, parroco che era disposto a dare la sua vita pur di difendere questo gruppo di compaesani, di parrocchiani. Qui con me lo saluto e lo ringrazio il sindaco di Trevignano Franco Bonesso. Sindaco, quindi lei mi conferma l'episodio nella notte tra sabato e domenica, in paese c'è anche una festa. Buongiorno a tutti. Sì, nella notte abbiamo avuto questa sorpresa che ci è stata puntualmente rappresentata della profanazione di questo luogo che per noi è un luogo sacro perché è dedicato alla Madonna, in modo particolare a ricordare il gesto eroico di Monsignor Floriano Mazzarolo, ed è il posto del cuore per Falzè. Tant'è vero che abbiamo appena ricordato il fatto nella celebrazione dell'80° anniversario della liberazione, perché in questo luogo per noi è avvenuta la liberazione. Sono stati liberati i prigionieri, dopodiché sono arrivati gli americani e quindi si è chiusa la guerra. È un gesto estremamente incivile. Io spero solo che i ragazzi, perché presumo siano stati dei ragazzi a fare questo gesto, si ravvedano e sia stato solo un episodio isolato frutto dell'alcol o di una festa andata un po' troppo per le lunghe. Quindi non un atto, diciamo così, premeditato,
vietato, ma un atto che segue ad una serata magari ad alto tasso alcolico. Potrebbe essere una giustificazione, non lo è, però potrebbe essere. Non è assolutamente una giustificazione, mi auguro questo, perché andarsela a prendere intanto col luogo sacro, insomma, che quindi è stata una profanazione, una cosa molto grave, ma soprattutto ha offeso la cittadinanza tutta di Falzè, che in questo luogo si unisce sempre per ricordare e per creare un senso di comunità. Ecco, nelle immagini che vedete gli effetti della bravata, tra virgolette, appunto nella notte tra sabato e domenica. Poi i luoghi sono stati subito ripristinati, i cittadini, il comune, tutti si sono rimboccati le maniche. Lei, signora Schiavon, ecco, un piacere. Buongiorno, il signor Paolo Schiavon, tutti me lo hanno indicato qui in zona, è lei che si occupa un po' anche del monumento. Sì, diciamo che abbiamo un punto di ritrovo per noi, non solo per la nostra via di Cornarotta, ma di Falzè, di Trevignano, di tutto il comune. È proprio un punto dove ci ritroviamo anche qualche volta. E lo curate anche. E lo curiamo, esatto, lo curiamo. Quindi immagino che domenica mattina sia stato un po' uno shock. Domenica mattina, verso le 7:30 così, passavo e ho visto delle persone ferme qui, che si sono fermate vedendo tutto quel disastro che avevano combinato. E quindi niente, ci siamo resi conto che nella notte, tra le 2:30 e le 3, c'è stato questo vandalismo, diciamo. Ecco, le chiedo se questi soggetti, forse giovanissimi, che si sono resi autori del gesto, venissero individuati, magari delle lezioni di storia, potrebbero essere una pena. Ma credo che questo sia già stato fatto, diciamo, anche da parte del comune, specialmente quest'anno abbiamo fatto gli 80 anni dell'episodio, e c'è stato anche un coinvolgimento delle scuole, sia a Montebelluna, credo, e anche qui a Trevignano, che c'è stata l'insegnamento, il voler far capire cosa hanno passato quei momenti in quegli anni. Purtroppo vedo che non serve a tanto. Ecco, Sindaco, diciamo così, un ripasso per questi autori potrebbe servire a qualcosa? Ma sicuramente. Allora, qui c'è l'aspetto più grave del luogo sacro, no? Però la leggerezza con la quale si fanno marachelle, danni rispetto alle proprietà pubbliche ormai è un fatto diffuso in molti territori. Trevignano è sicuramente stata fino adesso un paese molto più tranquillo, in cui sono stati molto meno gesti violenti da parte di ragazzi, insomma. Quindi sul giornale sono state indicate baby gang, ma io, come ho detto prima, spero veramente che sia stato solo un atto estemporaneo, frutto di una festa andata troppo per le lunghe. Voi comunque avete presentato denuncia? Presenteremo la denuncia, i carabinieri sono già stati informati, sono già usciti, hanno già fatto il rilievo e credo che faranno sicuramente delle indagini. Grazie Sindaco Franco Bonesso, grazie Paolo Schiavon. Da via Cornarotta per il momento è tutto, vedremo lo sviluppo delle indagini a questo punto con Simone Merlo. Francesca, ti restituisco la linea da Falzè di Trevignano. Grazie Cristian, grazie al Sindaco, grazie anche a questo residente che ci hanno raccontato non solo il fatto in sé, ma anche quello che provoca per chi vede nel capitello un punto di ritrovo, un punto di riferimento, ma anche un simbolo della storia del paese. Sabato sera blitz della polizia locale del campo Sampierese nella zona industriale di San Giorgio delle Pertiche, sequestrati hashish e spray con gas lacrimogeno vietato. Alla vista delle pattuglie c'è stato un fuggi generale, ma alla fine 3 giovani tunisini sono stati fermati durante un'operazione antidroga della polizia locale del campo Sampierese.
Un quarto invece è riuscito a scappare evitando il controllo. L'intervento mirato nella zona industriale di Arsego, dove erano stati segnalati movimenti sospetti in alcuni parchi. Gli agenti hanno bloccato 3 giovani durante le perquisizioni delle loro auto. Sono stati trovati alcuni grammi di hashish e una bomboletta di spray antiaggressione, vietata però in Italia, contenente del gas lacrimogeno. Nell'auto sono stati trovati anche 3.000 euro in contanti nascosti nel bracciolo di uno dei sedili. Alla fine 2 di loro, entrambi tunisini, sono stati denunciati per porto abusivo d'armi e possesso di droga per uso personale. Prosegue l'attività delle pattuglie della squadra mobile di Padova impegnate nel rintracciare spacciatori di strada. Individuato un giovane tunisino che doveva scontare una condanna per droga, ma fermato anche un baby pusher minorenne. Controlli intensificati in città per contrastare il fenomeno dello spaccio da strada. Gli agenti della squadra mobile di Padova hanno bloccato in via Dini un 20enne tunisino già noto per reati legati agli stupefacenti. Il giovane era ricercato perché doveva scontare 1 anno di reclusione per spaccio di droga ed era stato condannato anche a pagare una multa di 2.400 euro. Durante i controlli in via Ponense i poliziotti invece hanno bloccato un altro nordafricano minorenne che stava cedendo un involucro ad un ragazzo di 19 anni. Entrambi i giovani sono stati bloccati. Lo spacciatore era un 16enne tunisino e aveva ceduto al 19enne italiano una dose di cocaina. Il baby pusher è stato affidato a una comunità per minori. Restiamo nel Padovano, nell'Alta Padovana per esattezza, ma prima vedo collegato il nostro Mirko Cavallin, quindi rimandiamo per un attimo questa notizia, andiamo a Bassano perché arriva un'importante rivoluzione viaria nel cuore della città, perché questa mattina è stato chiuso il ponte Ferracina per lavori, resterà chiuso per più di 3 mesi. Allora saluto Mirko Cavallin con Enzo Rigon e con loro l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bassano, Andrea Viero. Buongiorno Mirko, buongiorno all'assessore. Buongiorno Francesca, eccoci qua. Allora, molti veneti conoscono Bassano, la frequentano. Per i prossimi 3 mesi loro e i cittadini dovranno fare i conti con questa chiusura che è praticamente imminente. Ormai stanno passando davvero gli ultimi veicoli sul ponte Ferracina, che è alle nostre spalle, ponte interno alla città di Bassano, a differenza di quelli che tutti conoscono, ovviamente il ponte vecchio, il vicino ponte nuovo, ponte della Vittoria e il cosiddetto terzo ponte che è più a sud. Questo, assessore Andrea Viero, è un ponte strategico proprio per la viabilità interna e di attraversamento della città. Sì, è proprio una strada di attraversamento, quindi il ponte diventa fondamentale per chi deve attraversare il centro storico. È anche vero insomma che la viabilità regge bene lo stesso, insomma le alternative che abbiamo studiato in qualche maniera dovrebbero ridurre i disagi che sicuramente comunque con un cantiere di questo tipo ci saranno. Allora il ponte ha bisogno di un intervento di rifacimento, mostriamole questi cambiamenti. Che cosa cambia per la viabilità di Bassano? Ovviamente il cantiere è in questa fascia qui, queste strade ovviamente sono, l'accesso è consentito ovviamente ai residenti e a quelli autorizzati. Ovviamente chi deve attraversare la città di Bassano intesa come centro storico dovrà fare ovviamente il giro per Viale delle Fosse e fare la discesa Brocchi. Quindi diciamo che la parte ovest del centro cittadino è un po' interclusa al traffico. Sono pronti anche dei semafori per regolare appunto la circolazione. Già la prima segnaletica è stata posta proprio all'inizio in quel punto, Viale delle Fosse e Viale dei Martiri. Sì, la segnaletica appunto per chi viene da fuori è già stata posta all'esterno del centro storico. Quello che noi dobbiamo garantire ovviamente è l'accessibilità da parte dei residenti e le attività economiche. Tempistica? Un cantiere che durerà 100 giorni, quindi insomma il disagio durerà più di 3 mesi, 180.000 euro l'investimento complessivo per un lavoro insomma che andava fatto. Un lavoro che andava fatto e che inevitabilmente creerà disagi, perché anche in questi minuti, ma anche nei giorni precedenti, qualcuno sgranava gli occhi dicendo non sapevo nulla. Sì, al di là della comunicazione che viene fatta, insomma anche grazie a voi che rispetto a queste tematiche siete sempre sul pezzo, è chiaro che sappiamo che i primi giorni saranno proprio dedicati alla formazione di chi ancora tenderà a passare di qua, ma troverà ovviamente
il cantiere. Ecco, c'è anche un problema di altezza di veicoli, perché il ritorno nel lungo Brenta verso via Pusterla ha un arco di un'altezza massima di 2,30 m. Sì, a tal proposito abbiamo individuato delle zone di carico-scarico proprio per evitare questo disagio. La parte di via Pusterla non può essere attraversata da mezzi che hanno un'altezza superiore ai 2,30 m, quindi insomma in qualche maniera abbiamo corso ai ripari trovando delle zone dedicate al carico-scarico. Si comincia insomma sperando anche nel bel tempo e che la tempistica possa essere veloce, magari con qualche giorno di anticipo. A settembre poi riapriranno le scuole e quindi sarà un impatto ancora più evidente. Diciamo che nei cantieri gli imprevisti ci sono sempre, ma la speranza appunto che si concluda in 100 giorni o anche prima. L'ultima nota per quanto riguarda i pedoni, visto che qui c'è Palazzo Sturm, nota sede espositiva. Nessun problema, i palazzi sono accessibili così come tutte le abitazioni, viene intercluso ovviamente solo il passaggio del ponte, ma ai lati ci sono delle scalette pedonali che potranno essere utilizzate. Allora, continuate a venire a Bassano, facciamo anche un po' di promozione, resta comunque accessibile ma i lavori erano necessari. È tutto, a te Francesca. Grazie infinite Mirko, grazie anche all'assessore. Noi torniamo alla cronaca, come vi avevo annunciato, cronaca dall'Alta Padovana con i controlli dei carabinieri lungo l'argine del Brenta per evitare bagni pericolosi nelle acque del fiume. Lo scorso weekend le immagini della spiaggetta della morte lungo il Brenta a Campo San Martino, affollate di persone che rischiavano pericolosamente entrando nel fiume, avevano fatto discutere e i carabinieri erano intervenuti su segnalazione del consigliere regionale Luciano Sandonà. Questo fine settimana i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno così deciso di incrementare i controlli lungo gli argini e le spiagge del fiume Brenta nei comuni di Piazzola, Campo San Martino e Cittadella. Obiettivo quello di vigilare sui divieti di balneazione presenti nell'intera area e sensibilizzare al rispetto delle regole da parte degli escursionisti. Durante i controlli sono stati identificati 54 persone e diversi veicoli. E noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, vi abbiamo fatto vedere il sondaggio in apertura, eccolo qui, grazie a Francesco Ceron e Tommaso Migotti in regia che lo ripropongono, relativo proprio alle tensioni di questi ultimi giorni all'ex caserma Serena tra Treviso e Casiere. Il centrodestra torna a chiederne la chiusura, il dibattito resta aperto. Intanto emerge la testimonianza di un'altra residente che racconta di un'altra violenta lite esattamente una settimana fa a colpi di sassi e rami d'albero. All'improvviso una trentina di immigrati residenti all'interno della caserma Serena si è precipitata in strada prendendosi a calci e pugni, attraversando il fosso, finendo fino nel campo di grano accanto per svariati minuti, il tutto sotto gli occhi increduli dei cittadini che stavano ritornando alle proprie case. Andrea Peraccin, consigliere comunale di Casier, venerdì stava rientrando a casa ad Osson quando si è trovato nel mezzo della rissa scoppiata di fronte all'ex caserma Serena. È stato lui a girare il video che in pochi minuti ha fatto il giro del web e dei social. Quanto avvenuto riaccende i riflettori sulla struttura e i confini tra Treviso e Casier e che dai dati a disposizione dei sindaci ospiterebbe attualmente circa 400 persone. Chi abita qui quasi rassegnato, riferendosi alla rissa di venerdì sera, parla di episodi continui di tensioni tra gruppi di nazionalità diverse pressoché quotidiane. E ora arriva la testimonianza di una residente che vive in un'abitazione a poca distanza dall'ex caserma e racconta di una violenta lite scoppiata sabato 14 giugno all'ora di pranzo. Sentiamo un mormorare che si fa sempre più intenso. Io oramai conosco e riconosco il preludio alla rissa e difatti mi affaccio alla finestra e vedo che un gran movimento di gente. Pochi istanti e la situazione, come racconta sempre la testimone, degenera. C'è stato quasi un vero e proprio assalto e di lì a poco è scoppiato il putiferio. Ho visto gente che scappava dappertutto, gente che lanciava pietre, quindi si sono trattati proprio a sassate, e poi ho visto sradicare dagli alberi numerosi rami che sono stati utilizzati come bastoni per picchiarsi.
Così ho chiamato subito la polizia. Gli agenti sono intervenuti riportando la situazione alla normalità, ma ci sono altre situazioni che preoccupano i residenti. Un paio di volte abbiamo visto dei ragazzi che con una felpa e il cappuccio sul capo scavalcano il muro di cinta della caserma passando all'interno del nostro complesso e vanno fuori attraverso il cancello delle auto che da noi è sempre aperto, probabilmente per eludere dei controlli non so di che tipo. Questo l'ho visto io con gli occhi miei. Il centrodestra torna a chiedere la chiusura della struttura. Espulsione immediata perché è stato protagonista di questa rissa e chiusura della caserma Serena. Ce lo chiedono i residenti ormai esausti di vivere quotidianamente queste spiacevoli situazioni. E sulle richieste di chiusura interviene Gigi Calesso di Coalizione Civica, che dice è dal 2018 che il sindaco Conte e Salvini chiedono la chiusura dell'ex Serena. Sono passati 7 anni in cui il leader leghista è stato al governo, ricoprendo anche gli incarichi di ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, e attualmente al Viminale siede Piantedosi, politicamente molto vicino a Salvini. Ben lungi dall'essere chiuso, il centro d'accoglienza dell'ex Serena ha visto aumentare gli ospiti, e questo anche a causa delle misure volute proprio dal ministro Salvini, che hanno penalizzato l'accoglienza diffusa, che per noi del centro-sinistra è sempre stata la soluzione da preferire ai grandi centri. Va da sé, conclude Calesso, che non si capisce come mai la decisione di chiudere il centro dovrebbe essere presa adesso, se non l'è stata in tutti gli anni precedenti in cui il leader leghista è stato al governo. Continua la ricerca dei 2 cani e 2 gatti che sono scappati ieri dopo che il mezzo sul quale viaggiavano è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in autostrada intorno alle 6 tra Cessalto e San Stino di Livenza. L'auto proveniva dalla Bosnia, stava andando in direzione Milano con alcuni animali pronti per l'adozione. Il guidatore ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. L'uomo e la sua aiutante sono rimasti gravemente feriti. Nell'impatto appunto si sono aperte le porte del van e alcuni animali, proprio 2 cani e 2 gatti che vedete in queste immagini, sono fuggiti. Immediatamente sono stati lanciati gli appelli dall'associazione Zampa nel Cuore, sezione nord-est, per le ricerche per ritrovare questi animali, ma al momento di loro ancora nessuna notizia. E abbiamo in collegamento, lo vedo collegato e quindi lo saluto, lo ringrazio per essere con noi. Ben ritrovato al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Allora, senatore, oggi possiamo in qualche modo affrontare il tema regionali con un po' più di certezze rispetto alle precedenti volte, perché lo abbiamo dato proprio all'interno dei nostri telegiornali con il Partito Democratico Cittadino di Treviso che ha in qualche modo ufficializzato il nome di Giovanni Manildo, lo ricordiamo ex sindaco di Treviso, come nome, proposta che il Partito Democratico fa agli altri alleati per la candidatura a Presidente della Regione alle regionali in autunno. Sì, venerdì sera c'è stata un'importante riunione della direzione regionale del Partito Democratico, molto partecipata, nella quale ho proposto, a seguito delle relazioni avute con gli altri partiti del centro-sinistra, la candidatura di Giovanni Manildo, l'ex sindaco di Treviso, un profilo particolarmente significativo che può tenere insieme l'intera alleanza di centrosinistra, prendola anche a forze civiche. Questo, per essere corretti, è al momento la proposta del Partito Democratico, che per concretizzarsi avrà bisogno dell'adesione delle altre forze politiche che si dovrebbero esprimere a breve, affinché poi, se tutto andrà a buon fine, si possa concretizzare unitariamente questa candidatura. Pare che sia un fatto significativo. Questo avviene mentre il centrodestra invece continua a litigare ed è ben lontano dal giungere ad una soluzione.
Che tempistiche ci sono adesso, senatore, per proporre e in qualche modo ottenere o comunque aprire la discussione sul nome dell'avvocato Manildo con gli altri alleati del centrosinistra? Ma molto brevi, perché gli altri alleati del centrosinistra in parte si sono già espresse e in parte si esprimeranno nelle prossime giornate, per poi arrivare quindi a riunire l'intera coalizione e a verificare se l'esito sarà questo che io sto dicendo, perché tutti ci siamo detti che dobbiamo lavorare alla candidatura che riesce a unire tutto il centrosinistra, e direi che quella dell'avvocato Manildo è la candidatura che può riuscire a farlo. I tempi saranno molto stretti, quindi anche in considerazione che le elezioni non sono state ancora fissate e che nel centrodestra è continuata fino a qualche ora fa questa assurda telenovela del terzo mandato, il quarto per Zaia. Mi pare che sia finita questa vicenda annosa che interessa poco anche i cittadini, come si è visto anche da un recente sondaggio, e che le elezioni dovrebbero essere fissate al più presto in autunno, e contemporaneamente dovrebbero avvenire con le regole attuali, dal momento che non sarà possibile cambiare le regole del gioco a pochi mesi dalle elezioni. Perché Giovanni Manildo, senatore Martella? Ma noi abbiamo lavorato per una candidatura che potesse avere un profilo unitario all'interno del Partito Democratico e anche all'interno della coalizione. Una figura che possa svolgere un ruolo di federatore, che possa tenere insieme tutte le forze politiche e civiche, da cui vittoria è stata molto importante nel 2013, quando Manildo riuscì a sconfiggere l'allora sindaco di Treviso Gentilini, che era il simbolo anche della Lega. Quindi noi pensiamo che Manildo, per le sue caratteristiche, per la sua storia professionale, per la sua storia politica, possa svolgere questo ruolo. E io penso che riusciremo a parlare alle forze di centrosinistra e non solo della nostra regione. E naturalmente presto inizieremo anche a lanciare il nostro messaggio, la nostra campagna elettorale, la nostra proposta politica che, come ho detto in tante occasioni, è basata sui temi concreti che riguardano i veneti: la sanità, il lavoro, la casa, i giovani che se ne vanno, tutte questioni concrete sulle quali io credo che le forze della coalizione e Manildo sapranno mandare avanti una loro proposta molto, molto ben fatta. E naturalmente tutto questo, però, lo voglio ribadire ancora una volta, avverrà solamente quando ci sarà l'ufficializzazione da parte della coalizione, cosa che avverrà nelle prossime giornate. Ecco, se tutti i soggetti, tutti i partiti della coalizione di centrosinistra dovessero convergere sul nome di Giovanni Manildo, che campagna elettorale sarà, o se dovessero esserci altri nomi chiaramente, ma comunque che campagna elettorale sarà quella del Partito Democratico, sempre nelle piazze, a contatto con le persone, per raccogliere altre proposte oltre a quelle che voi avete già raccolto, lo ricordiamo, nei mesi scorsi, in quelle primarie delle idee che in qualche modo stanno formando il vostro programma elettorale? Innanzitutto vorrei ricordare che della nostra coalizione potranno, se tutto si concretizzerà, fare parte parecchie forze politiche, oltre al Partito Democratico, anche il Movimento 5 Stelle, l'Alleanza Verdi-Sinistra, alcune forze civiche che si stanno organizzando intorno all'esperienza di Veneto Vale, Più Europa, la lista che verrà fatta da Volt, e come sapete anche con Italia Viva e Azione è in corso un confronto molto serio che io posso dare esiti positivi. Quindi ci si presenterà con una coalizione ampia, con una coalizione che non si è mai vista nella storia recente del Veneto. Naturalmente dovremo parlare di questioni concrete, dovremmo dire che in Veneto è possibile avere una svolta, che dopo questi 15 anni di Zaia è possibile
fare delle cose diverse e dare al Veneto una nuova stagione dopo questa che si è conclusa, e naturalmente lo dovremo fare stando sulle cose concrete. Come ho detto, una nuova stagione di sviluppo con al centro le imprese, i lavoratori, una nuova attenzione alla sostenibilità ambientale, al nostro territorio, al contrasto alla crisi climatica, una nuova attenzione ai giovani che possono rimanere nella nostra regione se hanno l'opportunità per poterlo fare, e naturalmente una grande attenzione al problema della salute dei cittadini e della sanità, che è sicuramente al primo posto delle esigenze di tutti i cittadini del Veneto. Ecco, quello della sanità è un tema che è sempre centrale, anche negli ultimi giorni anche la CGIL con dei dati ha evidenziato come sia difficile, pensiamo agli anziani, sottoporsi alle cure, che molti sono coloro che poi sono in qualche modo costretti a rivolgersi alla sanità privata. Ma guardi, la nostra regione continua a dire che le liste di attesa si sono accorciate, e non è così, basta parlare con i cittadini. Le liste di attesa sono molto lunghe, la possibilità di avere delle prestazioni sanitarie è molto difficile, ci sono pochi medici sia di base che negli ospedali, pochi infermieri. È necessaria una nuova programmazione, è necessario investire nuove risorse finanziarie ed economiche, fare un piano straordinario di assunzioni. Questo è compito sicuramente del governo nazionale, che purtroppo ha ridotto le risorse a favore della sanità, ma è anche compito della nostra regione, che può programmare diversamente e meglio, e quindi noi su questo avremo delle nostre proposte molto precise, che abbiamo già lanciato nel corso di questi mesi, di questi anni, sia nel Consiglio regionale che a livello di territorio, ma che continueremo a presentare come uno dei punti fondamentali della nostra campagna elettorale. Chiaramente lei appunto diceva giustamente affiancare le aziende, le realtà produttive, chiaramente adesso a pesare ci sono queste tensioni internazionali, il rischio del prezzo del petrolio possa schizzare ulteriormente, costi dell'energia già annunciati con l'allarme della settimana scorsa di Confindustria, una situazione economicamente, e poi magari possiamo parlare anche dello scenario politico internazionale, perché insomma lei come senatore state seguendo a livello proprio di Parlamento quello che è il lavoro del governo, e quindi ma per quanto riguarda la nostra realtà locale, quello dal punto di vista economico è una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente. Sì, quando diciamo che c'è bisogno di una nuova stagione di sviluppo mi riferisco anche al fatto che in Veneto abbiamo un tessuto economico e produttivo molto forte, che ha segnato la storia della nostra regione, che è stato forte anche nella competizione internazionale, ma che adesso ha bisogno di essere accompagnato in una nuova stagione, ha bisogno di essere accompagnato sulla via della transizione digitale e su quella della transizione ambientale, ha bisogno di sostegni, ha bisogno di politiche e di una regia che la nostra regione non è stata più in grado di dare da parecchio tempo. I dati parlano chiaro, quelli della produttività, quello dell'aumento delle casse integrazione e naturalmente delle crisi industriali, e quindi bisogna intervenire, bisogna farlo al più presto, e anche questo sarà uno dei temi centrali della nostra campagna elettorale: come stare a fianco delle imprese, come poterle sostenere nella loro competizione internazionale, perché da loro dipende anche il futuro dei nostri lavoratori e delle nostre comunità. Non c'è dubbio che il prezzo dell'energia, delle materie prime, anche legato a queste condizioni internazionali così complicate, di guerra a pezzi, come l'avrebbe definita Papa Francesco, ci dicono che c'è bisogno di dare un sostegno e una stabilità a quelle che sono le politiche economiche nella nostra regione. Purtroppo in Veneto si è fatto davvero poco nel corso di questi anni, si sono anche perse delle occasioni che invece avrebbero dovuto essere centrate. L'ultima domanda è proprio relativa, perché chiaramente tutti sono preoccupati per quello che sta accadendo e per quello che potrebbe accadere dopo l'attacco americano alle centrali nucleari in Iran, minacce dall'una e dall'altra parte. Ieri c'è stata una telefonata tra Elly Schlein e la premier Meloni, qualche osservatore l'ha vista in modo positivo, nel senso che non esiste in questa situazione opposizione e maggioranza, si lavora tutti per una de-escalation.
escalation, insomma un lavoro che si può fare l'uno a fianco all'altro in tal senso? Beh sì, anche perché la preoccupazione è fortissima e basta anche andare in giro e parlare con i cittadini. È capitato anche questa mattina di incontrare persone preoccupate che chiedono che cosa potrà succedere. Quello che dobbiamo fare è impedire un'escalation militare e far riprendere al più presto le attività diplomatiche e negoziali, perché se non c'è dubbio che deve essere impedito all'Iran di avere la bomba atomica, è anche vero che per fare questo bisogna farlo non con le armi ma con un'attività diplomatica che possa prevedere che questo obiettivo si possa ottenere senza guerre. Purtroppo devo dire il nostro governo non è che faccia molto in questo senso, e quindi l'auspicio che dobbiamo avere, sicuramente anche domani mattina ci saranno degli incontri, delle sedute sia alla Camera che al Senato, anche con la Meloni. Noi daremo come sempre con responsabilità il nostro appoggio perché si possa arrivare ad una soluzione diplomatica, perché l'Italia non entri in guerra e perché abbia anche un atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti meno subalterno di quello che ha avuto il governo Meloni fino adesso, perché non c'è dubbio che proprio l'atteggiamento di Trump che ha portato a far venire meno quell'ordine globale che per quanto imperfetto teneva e aveva garantito un certo tipo di situazione internazionale. Ora bisogna che l'Italia faccia la propria parte, che l'Europa faccia la propria parte e che si impedisca che ci sia un'escalation militare di guerra che potrebbe avere dei rischi enormi, una vera e propria catastrofe, oltre che delle conseguenze dal punto di vista economico durissime. Grazie davvero, anche oggi ci ha aiutato ad approfondire alcune tematiche assolutamente di grandissima attualità, quindi grazie davvero senatore Andrea Martelli, torneremo presto ad aggiornarci con lei, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie davvero. Questa insomma era la disamina di chi sta seguendo a livello nazionale l'evolversi della situazione, con un focus poi inevitabilmente sulla politica locale, le regionali, con il Partito Democratico ormai pronto ad ufficializzare il nome, il centro-sinistra con la proposta del Partito Democratico pronto ad ufficializzare il nome di Giovanni Manildo. Noi ci fermiamo allora per la pubblicità e subito dopo andiamo ad Abano Terme da Valentina Visentin. Pochi istanti di pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta come anticipato, andiamo subito ad Abano Terme da Valentina Visentin con Cristian Racaiende perché ignoti hanno fatto saltare la colonnina del self-service di un distributore, danni ingenti. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Abano Terme, sono evidenti i segni di quanto è avvenuto questa notte. Intorno alle 2:30 siamo al distributore Tamoil di Via dei Colli, una delle vie principali di Abano Terme che collega insomma la città termale agli altri comuni della periferia di Padova. Una banda ha fatto saltare la colonnina del self-service, la vedete è stata completamente sventrata nelle immagini di Cristian Roque Allende, danni ingenti a tutto il distributore perché l'esplosione è stata talmente forte che ha provocato danni anche alla vetrina del distributore, pompe chiuse non solo per oggi ma anche per i prossimi giorni, ci ha confermato il proprietario. Al vaglio dei carabinieri che stanno indagando le immagini di videosorveglianza della zona, da quantificare ovviamente i danni che sono ingenti. Il bottino invece dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 euro. Non è il primo assalto di questo tipo in questa zona, anche qualche settimana fa un colpo simile era stato messo a segno. Da Abano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Valentina, buon lavoro naturalmente. Noi cambiamo argomento, dovremmo avere in collegamento, non ce l'abbiamo ancora, e allora in attesa di ripristinare il collegamento
intanto vediamo il servizio realizzato sempre dalla nostra redazione di Padova nella prima giornata di chiusura del ponte Ariosto, con traffico e code fin dalle prime ore alla Stanga, una delle principali vie d'accesso al centro città. I lavori vanno ad aggiungersi ai cantieri del tram. Il punto lo hanno fatto Federico Cibotto con Chiara Gaiani. Un lunedì da dimenticare, soprattutto per i pendolari che devono raggiungere il centro della città di Padova e in particolar modo la zona degli ospedali. La chiusura del ponte su via Ariosto, un cantiere previsto dall'amministrazione di Padova e che in realtà durerà fino a oltre la metà di agosto, ha davvero messo in ginocchio quest'area. Qui siamo al fagiolo della Stanga con code lunghissime per tutta la mattinata e fin ovviamente dalle prime ore in cui le persone si spostano verso il centro città. Code che hanno interessato anche le tangenziali. Chi arriva qui non può più andare verso via Ariosto perché il ponte è chiuso, quindi verso gli ospedali deve muoversi su via Fistomba e guardate, questa è la situazione su via Venezia, che arriva dalla zona di Padova Est e dall'autostrada, ed è stata così costantemente per tutta la mattinata e probabilmente tornerà a essere così anche nelle ore serali, quando le persone si sposteranno da Padova per fare rientro nelle loro case. Una situazione che è ovviamente ulteriormente appesantita dai cantieri del tram. Anche qui stanno lavorando gli operai delle varie ditte che stanno realizzando il SIR 2 e il SIR 3. Saranno 14 per tutta l'estate i cantieri del tram in tutta la città di Padova, e da domani un altro spettro si apre per chi deve muoversi sempre nella zona est di Padova, ovvero la chiusura totale di via San Marco in alcuni tratti proprio per permettere la realizzazione della rotaia. Quindi davvero, se dovete raggiungere la città di Padova, fate attenzione e cercate di studiare insomma la mappa per raggiungere il centro senza trovarvi imbottigliati in una situazione molto simile a questa. Chi arriva dal centro viene deviato sul ponte dei Graissi che vedete alle mie spalle, ci si può poi mettere sulla lungaggine San Lazzaro per ritornare verso la Stanga, ma per i camion c'è deviazione obbligatoria verso via Vigonovese. Via Vigonovese, come vedete, è un serpentone anche a quest'ora, e guardate il lungargine anche in questo momento. Il ponte completamente chiuso su via Ariosto, molte le auto che sono incerte una volta che arrivano da via Ariosto per andare in direzione Stanga. Questo davvero è uno dei punti principali della città per chi si muove dalla zona ospedali verso Padova Est e viceversa da Padova Est verso la zona ospedali. Il ponte, che è un ponte degli anni 50, per le opere di manutenzione deve essere sollevato, un intervento da 600.000 euro con l'altro ponte, quello su Roncaiete, che verrà chiuso a partire dal 24 luglio, quando il manufatto che avete alle mie spalle resterà aperto, e che ha davvero creato un caos per chi arrivava in città e doveva andare in direzione ospedali questa mattina. Insomma, una vera e propria impresa a raggiungere il centro di Padova. Voltiamo pagina, da Padova ci spostiamo lungo il litorale veneziano. Proprio qualche giorno fa con gli albergatori, con gli addetti ai lavori del turismo, si è parlato di un giugno che ha i numeri di un agosto per le presenze, soprattutto di cittadini stranieri per il Corpus Domini, e chiaramente quando arriva l'estate anche il lavoro
lavoro degli ospedali, dell'azienda sanitaria si riorganizza per far fronte proprio a questo volume importante di turisti che arrivano sulle nostre spiagge. Allora vediamo di fare il punto, forse no, perché si è saltata di nuovo la linea. Intanto ve lo annuncio, il direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale, Mauro Filippi, che ci racconterà come si stanno riorganizzando ospedali, ma non solo, proprio per offrire il servizio di assistenza ai turisti che arrivano sulle nostre spiagge. Allora facciamo così, in attesa di ripristinare il collegamento con il dottor Filippi, chiedo alla regia la parola del sottosegretario. Eccolo qui, è ritornato, forse sì, ci siamo. Dottor Filippi, mi sente? Sì, vi sento. Buongiorno, eccolo, lo abbiamo ripristinato. Dunque ripresento Mauro Filippi, direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale. Stavo dicendo, dottore, come si stia riorganizzando, ormai l'abbiate anche già riorganizzato e pianificata, quella che è la vostra attività a fronte proprio di questa marea di turisti che sta arrivando ed è già arrivata sulle nostre spiagge. Come si riorganizza il lavoro negli ospedali e in tutto insomma ciò che riguarda l'assistenza sanitaria? Sì, buongiorno a tutti. C'è una parte di servizi che vengono potenziati sia negli ospedali che nelle attività del territorio, e poi una parte invece di servizi che vengono attivati ex novo proprio in ragione del flusso turistico, flusso che peraltro in questi ultimi anni abbiamo notato si espande anche nei mesi non estivi, quindi una presenza lungo il litorale, soprattutto in alcune località, che dura praticamente tutto l'anno. È chiaro che per noi l'impegno più rilevante è quello proprio nel periodo che va da fine aprile fino a fine settembre e primi mesi di ottobre per la parte organizzativa. Poi rimane tutta la parte di programmazione e rendicontazione delle attività, che è fondamentale per programmare per l'anno successivo, aggiustare il tiro, confermare alcuni servizi, incrementarli, ecco, fare tutte le valutazioni che si fanno in questo caso. Ecco, quali sono i reparti maggiormente sottoposti allo stress, mi passi questo termine, della stagione estiva? Sicuramente tutta l'area dell'emergenza urgenza, che ci vede coinvolti noi in raccordo con la centrale 118 di Venezia, per la quale c'è anche la possibilità appunto dell'utilizzo dell'elisoccorso. E considerate che nel periodo estivo i nostri pronti soccorsi e punti di primo intervento gestiscono oltre 66.000 accessi, quindi un'ondata di attività rilevante che ci vede praticamente non ridurre i servizi ma appunto potenziarli. Poi tutti i servizi che sono collegati all'area dell'emergenza, quindi la radiologia, il laboratorio, l'attività specialistica di consulenza, l'attività chirurgica, però anche i servizi del territorio. Faccio ad esempio un riferimento al Dipartimento della Prevenzione, che mette in campo tutta una serie di azioni di verifica, di monitoraggio, di controllo negli stabilimenti balneari, nei servizi di ristorazione, le piscine, gli alberghi. Anche questa è tutta un'attività che durante l'inverno non c'è e che invece durante l'estate si accende. E poi abbiamo anche servizi di assistenza domiciliare per turisti, quindi anche la componente distrettuale è coinvolta. Poi chiaramente tutta la parte di interpretariato che noi abbiamo attiva tutto l'anno, durante il periodo estivo subisce un importante incremento di attività, sia da remoto nelle 24 ore, sia in presenza nei punti di primo intervento, nei pronti soccorsi, anche nei reparti di degenza. E per tutto questo incremento di servizi c'è personale a sufficienza? Allora, noi da anni abbiamo adottato un mix di soluzioni per poter gestire questo incremento di attività, che va dall'assunzione di personale, chiaramente quello che più facilmente si può trovare con questa modalità, assunzione diretta, oppure in
con l'utilizzo di servizi che vengono esternalizzati, come nel caso della dialisi per turisti, quindi ad aziende specializzate che forniscono un servizio limitato nel tempo. Acquistiamo prestazioni dai nostri dipendenti, soprattutto laddove vi è necessità di personale con esperienza specifica, come nell'area dell'emergenza. Un'altra formula che utilizziamo è quella della somministrazione di lavoro temporaneo per alcuni profili, diciamo, con funzioni più semplici. Quindi è un mix di componenti che ci consentono di gestire senza difficoltà l'attività verso i turisti, ma soprattutto senza togliere alcun servizio alla popolazione residente, perché questo è comunque un obiettivo di primaria importanza per l'azienda: garantire l'attività ai residenti e nel contempo garantire anche risposte alla popolazione turistica, sia turisti, quindi persone che vengono qui per vacanze, magari anche per periodi brevi, anche solo per il fine settimana, e tutta la popolazione che però lavora nel comparto turistico, che sono decine di migliaia di persone che provengono sia da questa regione che da altre regioni, perché anche loro spesso hanno necessità di assistenza sanitaria. È possibile quantificare, direttore Filippi, di quanto aumentano il numero di prestazioni, di percentuale chiaramente, e di quanto personale in più usufruite nel periodo estivo per far fronte proprio a questo aumento di prestazioni e di pazienti? Allora, ci sono delle prestazioni che aumentano in maniera considerevole, altre che vengono erogate solo durante il periodo estivo. Faccio l'esempio la dialisi per turisti, oltre 2000 trattamenti nel periodo estivo, oppure i ricoveri che gestiamo per persone non residenti. L'anno scorso sono stati poco meno di 700 e sono 1 migliaio circa tutto l'anno. Un incremento, ad esempio, richiamavamo prima le prestazioni di pronto soccorso, dove abbiamo punte anche del più 35%, quindi 66.000 prestazioni solo nel periodo estivo. Anche la medicina turistica, che è un'assistenza che eroghiamo attraverso la medicina primaria ai codici bianchi e ai codici minori, qui parliamo di 1.500-2.000 prestazioni durante il periodo che va da maggio a settembre. Se dovessimo tradurre questo, servizi e potenziamenti in persone, ecco, è come se avessimo 200 persone in più nel periodo estivo rispetto a quella che è la nostra dotazione standard di personale. C'è un tema che sempre più spesso torna alla ribalta, che è quello della violenza nei confronti del personale sanitario. Pensiamo soprattutto anche di chi interviene a bordo delle ambulanze, nel pronto intervento, nel primo soccorso. È un rischio che aumenta con l'aumento poi di turisti, magari che si lasciano anche andare alla feste e quindi che magari possono perdere un po' di lucidità, o è un tema che comunque non subisce un incremento in questa stagione legandosi proprio al turismo in sé? No, devo dire che se guardiamo i dati di questo fenomeno che monitoriamo ormai da anni, non c'è un incremento significativo, o quantomeno non è correlato all'incremento degli accessi nell'area dell'emergenza, cioè il più 35% di accessi non corrisponde per fortuna un più 35% di episodi di violenza, di aggressione verso gli operatori. Sono molto molto marginali, probabilmente trattandosi di utenti che sono qua anche in vacanza, sono anche consapevoli, insomma, che è bene che la vacanza non la rovinino prima di tutto a se stessi, ma anche ai nostri operatori che sono lì per curare e per assistere. Direi, insomma, che c'è una situazione di maturità tale per cui questo fenomeno non aumenta durante il periodo estivo. Noi mettiamo comunque in atto tutta una serie di misure sia per l'attività ordinaria ma anche per quella estiva di potenziamento, che probabilmente danno la loro efficacia anche durante l'estate verso la popolazione non residente. Nei giorni scorsi, insieme al Presidente Zaia, sono stati presentati i lavori per 3 ospedali, parliamo di 105 milioni di euro per 3 appunto nosocomi, e si tratta di un investimento mai visto prima in precedenza per la sanità di questo territorio. Di cosa stiamo parlando, direttore?
Sì, quella che è stata presentata in azienda con il presidente Zaia è la prima tranche di lavori che porteranno a una riqualificazione importante di tutti e tre gli ospedali. Sono circa in questa prima fase 110 milioni, 10 per Jesolo e 50 per i 2 ospedali di San Donà e 50 per Portogruaro. Per la prima fase, e poi vi sarà una seconda fase con una cifra che deve essere ancora definita ma che verosimilmente sarà sovrapponibile a quella attuale, quindi un finanziamento importante che ci consentirà di mettere in sicurezza dal punto di vista, diciamo, dell'edilizia gli edifici esistenti, ma soprattutto di realizzare delle nuove aree dove poi andremo a trasferire le parti più vecchie, più datate, che saranno demolite. Questi interventi si aggiungono poi a tutti gli interventi che riguardano il territorio, perché lì abbiamo 31 milioni di euro collegati al PNRR, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi complessivamente sì, sono cifre che in questo territorio non si erano mai viste, sia per la parte distrettuale sia per la parte ospedaliera. Un intervento molto importante anche perché ci permetterà di realizzare edifici con una efficienza energetica significativa, ma con benefici anche dal punto di vista organizzativo, sia per i pazienti, perché cureremo in particolar modo il comfort, l'accoglienza, i percorsi, sia per gli operatori, perché è ovvio che realizzare qualcosa di nuovo ci consente di mettere a frutto l'esperienza e anche le tecnologie rilevanti in campo sanitario che in questi anni hanno veramente fatto passi da gigante e che ci guideranno nella realizzazione di queste nuove strutture. Jesolo peraltro ha dei cantieri già avviati sugli ospedali di San Donà e Portogruaro. Nei prossimi mesi affideremo gli incarichi per avviare poi i lavori anche presso questi 2 ospedali. Insomma, si guarda ad un futuro sempre più tecnologico, sempre più all'avanguardia. Grazie davvero al dottor Mauro Filippi, direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale. Naturalmente buona estate e buon lavoro. Grazie davvero, direttore, a risentirci. Grazie. A voi. E questa dunque è la riorganizzazione necessaria che ogni anno affronta l'ULS 4 per far fronte all'esercito di turisti che arrivano sulle nostre spiagge e garantire loro non solo la migliore ospitalità che sappiamo essere garantita dagli operatori del turismo, ma anche una assistenza sanitaria d'eccellenza. Voltiamo pagina, il tema è decisamente d'attualità visto i numerosi episodi di cronaca che vedono gli arbitri delle competizioni sportive vittime di insulti o peggio di violenze. Venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sport che contiene una specifica norma a tutela degli arbitri. Tra i relatori di questo decreto il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che per anni è stato lui stesso un arbitro. Sentiamo le sue parole. Da oggi chi aggredisce un arbitro potrà finire in carcere. Grazie al decreto sport approvato dal governo e voluto fortemente dalla Lega, finalmente i direttori di gara saranno tutelati, così come abbiamo fatto per i medici, per gli insegnanti, per le forze dell'ordine. Ora abbiamo detto basta alla violenza in campo, basta alle minacce, basta alle risse. E queste dunque le parole del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Andiamo a Treviso perché l'assessore Zampese ha fatto il punto sui tanti cantieri in città. Il cantiere di Stefanini è sbloccato da parecchio tempo, stiamo seguendo perfettamente il cronoprogramma e noi abbiamo la finestra delle vacanze di Natale per fare lo spostamento. Partendo dal tribolato cantiere delle Stefanini, con demolizioni impreviste nei mesi scorsi e passando per tutti quelli ancora aperti, l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese traccia un prospetto di quello che sta accadendo in città. Ferite aperte che vanno via via chiudendosi nel rispetto dei tempi imposti dal PNRR e compatibilmente anche con gli allacciamenti fognari. Ad oggi, se non vi sono poi imprevisti di natura maggiore, noi siamo con i tempi rispettati. Abbiamo circa una trentina di cantieri, quasi tutti PNRR, dove stiamo procedendo. Ieri sono andato a visitare anche il quartiere di San Liberale,
lo facciamo settimanalmente, anche lì dobbiamo dare una stretta proprio per liberare la popolazione sia dai lavori che abbiamo fatto con ATS, lavori epocali delle nuove fognature che collegheranno San Liberale al depuratore comunale, ed è la prima volta in Italia che si collega un intero quartiere a un sistema nuovo fognario, e anche poi la riqualificazione ambientale e sociale del villaggio. Anche sull'ex caserma Salsa i lavori di bonifica del terreno hanno rallentato le procedure. Stiamo dialogando con la provincia e con l'ASL, siamo fermi alla caratterizzazione, abbiamo già avuto le modalità per fare la bonifica, e quindi abbiamo ripreso i lavori nel fabbricato A, che sarebbe quel fabbricato che poi cederemo all'Università di Padova. L'assessore nel fine settimana è stato anche impegnato nella campagna leghista dei gazebo voluta dal segretario Stefani, che ha visto oltre 1000 punti di contatto tra militanti e cittadini. Uno dei temi sui quali più sono arrivate domande è stato quello del recente decreto sicurezza. Stiamo illustrando il decreto sicurezza che è stato votato, quindi la restrizione per soprattutto i reati sociali, quindi stop ai borseggi, alle occupazioni abusive di case, che comunque non permettono di dare le case a chi è in graduatoria, che giustamente è in graduatoria e che aspetta, stop alle violenze, stop ai blocchi stradali, e anche ci sono 14 nuovi reati che soprattutto legati a quello che una volta, anche sbagliando, si chiamava microcriminalità, e che invece è molto, molto impattante sul tessuto sociale dei cittadini. Prato della Valle ha bisogno di attenzione, per questo il comitato guidato da Sebastiano Arcoraci ha presentato le sue proposte per valorizzarlo a pieno. Abbiamo presentato un progetto dove si prevede appunto il rifacimento completo del manto. Il progetto consisterebbe in 3 milioni di euro di spesa, e anche l'impianto di illuminazione con l'arredo urbano necessario, perché oggi è completamente spoglio, a parte le statue. Ecco, questo progetto è lì, giace nei cassetti di Giordani, di Colasio, Michalizzi, eccetera, ma come si fa? Protesta del comitato pro Prato della Valle. Le proposte che sono state presentate non sono state accolte. L'area della storica piazza padovana però ha bisogno di maggiori attenzioni. È un'area fra le più belle d'Europa, e che però, tranne alcune manifestazioni e il mercato naturalmente settimanale, spesso è completamente deserto. Un'area come questa, che se l'avesse qualche altra città in Italia ne farebbe tesoro, e invece assistiamo a un manto che è pieno di buche ed è fonte di isola di calore, specialmente in estate. Se noi andiamo a misurare adesso, ci saranno a livello del terreno 50 gradi. Molte le proposte che sono state fatte, da una nuova pavimentazione a una serie di eventi per far rivivere l'area. Il comitato però si scontra col silenzio della giunta. Ci sono 4 milioni di incasso che l'amministrazione ha avuto dalla tassa di soggiorno, ma possibile che 1 milione l'anno non si possa destinare a Prato della Valle? Neanche un euro. Ci hanno preso in giro, perché noi fino a un mese fa siamo stati anche in un incontro in cui gli assessori relazionavano su quanto hanno fatto nella città, e appunto pensavamo che fosse la volta buona che anche per il Prato della Valle ci mettessero qualche soldo. Restiamo a Padova con i lavori di restauro del Conservatorio Pollini, che sono ad oltre il 65%, il termine dei lavori previsto per inizio 2026. È già un record secondo me che siamo a questo punto, perché quando io sono diventato direttore 4 anni e mezzo fa non c'era niente, e in 4 anni e mezzo abbiamo già una sede nuova in pieno centro con 30 aule, e la nostra vecchia sede che è a buon punto di ristrutturazione, che ci verrà consegnata entro fine anno. Pollini, ci siamo quasi. Ecco come procedono i lavori di ristrutturazione dello storico conservatorio nel cuore della città.
Entro febbraio l'edificio sarà completamente ristrutturato. I lavori sono stati rallentati a causa di ritrovamenti archeologici e tracce di amianto. Già da settembre però ci saranno delle nuove aule. Una parte vorremmo aprirla già per l'avvio del nuovo anno accademico e la parte superiore è quella con più aule, e questo ci consentirà di cominciare a usare questo spazio e farlo vivere. Tenete presente che avere qui 800 studenti rende questo angolo della città molto bello, perché tra il museo, Cappella degli Scrovegni e molte altre presenze culturali, questo angolo della città diventa vivacissimo, molto interessante. Un restauro realizzato anche con il decisivo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, una forte sinergia tra le istituzioni cittadine, come ha sottolineato il sindaco Sergio Giordani. Siamo arrivati a un ottimo punto da ringraziare architetti, ingegneri, personale dell'amministrazione comunale, perché è stata una sinergia di tutti. Il presidente Zanonato sta facendo un grande lavoro. Febbraio del prossimo anno terminano i lavori, per cui motivo di grossa soddisfazione. Noi siamo in chiusura, vi ricordo questa sera a partire dalle 21, mentre vedete il sondaggio in sovrimpressione, nuova puntata di Ring, ospiti di Christian Arboit, Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso per la Lega, Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, Alessandro Luigi Bisato, vicepresidente della provincia di Padova per il Partito Democratico, e ancora Nicola Talmi della CGIL e Leonardo Campion del Movimento Prima i Trevigiani. Io vi ringrazio Francesco Cerone e Tommaso Migotta in regia, vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e poi a seguire il documentario Borgo Italia e il film Ben-Hur. Buon pomeriggio a tutti.